Giorgio Sanna e su compoidori della Sartiglia dei contadini. A lui, l'operaio maioris del gremio di San Giovanni, Corrado Sanna, ha riservato l'onore di guidare la corsa di domenica 10 febbraio. È un cavaliere di grande esperienza. Nel 2000, quando il capocorsa era Maurizio Casu, è stato secondo compoi del gremio dei contadini. 38 anni, di cui 22 passati a cavallo, Giorgio Sanna ci accoglie nel suo mondo con gli occhi lucidi e quello sguardo fiero e umile di chi come lui è cresciuto a pane e Sartiglia. Oggi, al solo pensiero di quando ha ricevuto quell'invito tanto atteso da parte del gremio dei contadini, ancora si emoziona. Ero felicissimo, non ci credevo, perché i nomi ogni anno sono un paio, si dicevano anche altri nomi. Io dico la verità, anche altri anni l'ho aspettato questo momento, però sono sempre andati da altre parti. E poi giustamente ho fatto festa a chi è stato invitato, ho sempre partecipato a dare una mano. Invece non ci credevo quest'anno, lo stesso era un po', ormai l'avevo già provato questo. Invece quando ho sentito il campanello, alle 11 di notte ero già a letto con mia moglie, dormendo. E mi ha detto, guarda che hanno suonato il campanello. Io ero mezzo un po' malatuccio, che sto facendo medicina. Invece hanno risuonato la seconda volta. Sono andato e ho detto, vai, guarda che hanno suonato. Sono andato a rispondere al citofono e mi ha detto, è San Giovanni. E allora da lì ho cominciato sono andato a aprire il portoncino, stavo tremando come una foglia. E come gli ho visto ho detto, non ci posso credere, ma non ci credevo, sembrava un sogno. L'ho fatto entrare dentro e mi hanno chiesto il favore di fare il suo compodoro per San Giovanni. Ero felicissimo. È in questo sguardo, da questi gesti, che si capisce l'amore di Giorgio per la Sartiglia. La passione per la Sartiglia nasce da piccolino con i capelli nella giara. Prima dietro le transenne si guardava, affascinava questa cosa, questi cavalieri bardati con le maschere, e poi sono riuscito tramite amichetti ad arrivare ai cavallini e da lì è iniziata la passione per la Sartiglia, con la Sartiglietta. Nell'89 ho accompagnato un compositore dello stesso, un mio caro amico Corrado Brena, quindi un po' di volte l'ho provato anche da piccolino questo, anche se noi eravamo con i cavallini e si facevano queste parigliette compositori, questo si sognava già da allora, cioè il compositore è quello dei grandi, il suo compositore. Cuore, passione e tanta preparazione. Una gavetta in giostra che inizia con la Sartiglietta del 1989 e si consolida in Sartiglia nel 2000, quando Giorgio accompagna come secondo su compoidori Maurizio Casu. Un'emozione ancora oggi viva nell'animo di questo esperto cavaliere. E diciamo che sul secondo e anche sul terzo sono gli aiutanti del suo compositore. L'anno è stato bellissimo lo stesso. Mi sono emozionato anche l'anno. Era stata la prima volta accompagnare il suo compositore per San Giovanni. È stata una bella Sartiglia. Il rientro da quando sono fitte le pariglie ad accompagnarla alla svestizione stavo sempre piangendo. Uno che la sente la Sartiglia di Vigadaic. Un lavoro meticoloso e accurato quello del sartigliante con il suo cavallo, ancor più quando si tratta dei suoi compoidori. Qui arriviamo in scuderia e diamo una bella sistemata alla stalla, diciamo, al letto del cavallo. Poi una bella bruscata, una spazzolata, puliamo bene e poi si va su a cavallo. Dobbiamo fargli un po' di fiato a trotto, lavorarli tutti e tre per affiattarli. No, la preparazione più o meno è uguale, solo che noi abbiamo poi delle fasi diverse, dobbiamo provare l'incrocio delle spade, sul compositore sul secondo, i momenti quando sul compositore riporta lo stocco, le spade al presidente, quando prende savipiede il maio, io ho sempre a provare Sarremmata, che è una cosa che la fa solo sul compositore. E poi lì soprattutto anche da sola comunque, perché mi muoverò molto da solo. Che emozioni provi oggi al pensiero di sfilare il 10 febbraio come pariglia di teste in via Duomo? Non so neanche come descriverle, il giorno ci sto pensando spesso, intanto torno a questi, come sarò in quel momento quando entro in cattedrale, come sarò quando salgo per fare l'incrocio,
sono tutte cose che cioè, descriverle è difficile. Sicuramente sarà emozionante, dai. Però una volta che sarà a cavallo deve essere tutto uno, uomo e cavallo, non c'è più emozione.